denunciato i presunti responsabili della rapina ai danni di una commessa 22enne avvenuta al fine luglio in centro a Treviso. Si tratta di 3 ragazze e un ragazzo, tutti minorenni al momento dei fatti, perquisite le abitazioni dei 4. La rapina di domenica pomeriggio nel negozio in Viale della Repubblica, la polizia identifica anche il secondo rapinatore, si tratta di un 18enne tunisino, ad incastrarlo il giubbino che indossava. Ieri la drammatica caduta di un operaio da un ponteggio, oggi un altro infortunio sul lavoro nella Marca, grave un 56enne di San Donà scivolato da un tetto aspresiano, l'ira del sindacato. Autonomia in Consiglio regionale, il confronto tra maggioranza e opposizioni, percorso estenuante ma va portato avanti, ha detto Zaia, replica delle minoranze per la Lega, solo una bandierina da sventolare. Gian Antonio Darè ed Elena Donazzana pronti a scendere in campo e a candidarsi alle prossime elezioni regionali. L'annuncio in diretta a Ring, Lega e Fratelli d'Italia sono avvisati. Iscritti sotto la soglia di legge alla primaria Pascoli di via Salsa Treviso, approvato dalla Giunta il piano di ridimensionamento scolastico, le classi verranno accorpate alle Masaccio. A Mogliano l'accusata del cimitero si mette a disposizione gratuitamente dei cittadini come antifurto. La decisione dopo i numerosi casi di borse, anche della spesa, sottratti a chi va in visita ai defunti. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia, questi i titoli, ma subito in apertura il sondaggio di questa sera. In arrivo in Albania i primi migranti raccolti in acque internazionali dalla nave militare italiana e destinati agli hub creati secondo il protocollo Meloni-Rama. E mentre Ursula von der Leyen parla di un modello da seguire, l'opposizione attacca parlando di deportazione, puntando il dito sui costi e l'utilità dell'operazione. Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Migranti verso i centri in Albania servirà? Sì 0422 1626 691, no 0422 1626 690. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Lo avete sentito dai titoli, i carabinieri hanno identificato e denunciato i presunti responsabili della rapina messa a segno lo scorso luglio in centro a Treviso ai danni di una commessa 22enne. Si tratta di 3 ragazze e un ragazzo all'epoca dei fatti, tutti minorenni, perquisite le loro abitazioni. Lei è stata aggredita perché non la lasciavano passare sulla via e quindi da non passi a darci il telefono, il portafoglio. Raccontava così questo parrucchiere i drammatici minuti dell'aggressione ai danni di una giovane commessa da parte di 4 ragazzini. Era il 31 luglio scorso, la donna in bicicletta si stava recando al lavoro lungo via Vogari quando di fronte si era trovata il gruppetto. Alla sua richiesta di farla passare era scattata la violenza. La commessa era stata strattonata e poi colpita con alcune sedie dei locali che si affacciano sul vicolo. Alla fine i ragazzini, prima di scappare, le avevano strappato la borsetta che conteneva alcuni oggetti di valore. La vittima, che aveva riportato alcune ferite, aveva sporto denuncia ai carabinieri che immediatamente avevano dato il via alle indagini per risalire ai responsabili. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte hanno permesso di risalire ai presunti autori della rapina. 4 minorenni italiani di seconda generazione che vivono nell'Interland del capoluogo, di età compresa tra i 14 e 17 anni. Una di loro nel frattempo è diventata maggiorenne. Sono stati identificati questi 4 giovani, parliamo di 3 ragazze e un ragazzo, che hanno consentito poi agli operanti di richiedere un decreto di perquisizione. I militari all'alba di mercoledì scorso hanno eseguito delle perquisizioni nelle abitazioni dei 4. Abbiamo recuperato degli elementi che ci hanno dato la conferma che il progetto investigativo era quello giusto. In questo caso sono stati trovati vestiti che i ragazzi indossavano al momento dell'aggressione. Continua dunque l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alle baby gang. Tra marzo e luglio sono stati 7 i minori tra i 15 e i 17 anni colpiti dal provvedimento di prevenzione dell'avviso orale adottato dalla Questura su proposta della Compagnia Carabinieri di Treviso per la reiterazione dei cosiddetti reati di strada, furti, rapine e spaccio commessi in città nei primi mesi del 2024. È un provvedimento che nasce per altri scopi, chiaramente, ma applicato in queste circostanze serve come momento di confronto anche con i giovani per fargli comprendere che il loro comportamento li può portare su un declino molto, molto rapido verso comportamenti più gravi.
Ringrazio i carabinieri per aver assicurato alla giustizia questo gruppetto di minori individuati anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Stiamo lavorando in piena sinergia con le forze dell'ordine per contrastare un fenomeno che riguarda una parte della comunità giovanile. Con un post sui social il sindaco di Treviso Mario Conte ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per essere riuscite a risalire ai presunti responsabili della rapina alla commessa in via Avogari. Chi ha intenzioni negative deve sapere, conclude il primo cittadino, che qui a Treviso non è benvenuto. La rapina di domenica pomeriggio nel negozio in Viale della Repubblica, siamo sempre a Treviso, la polizia identifica anche il secondo rapinatore, si tratta di un 18enne tunisino, ad incastrarlo il giubbino che indossava il giorno della rapina. In meno di 48 ore gli agenti delle volanti della questura di Treviso sono riusciti a identificare e denunciare a piede libero il 18enne tunisino ritenuto responsabile insieme ad un connazionale di 23 anni della rapina messa a segno domenica pomeriggio nel negozio New Store in Viale della Repubblica. I due avevano provato ad uscire senza pagare la merce, i dipendenti però se ne erano accorti venendo aggrediti prima con calci e pugni, poi con dello spray urticante al peperoncino. L'immediato intervento della polizia aveva permesso di arrestare per rapina aggravata il 23enne che ieri mattina era stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Milano in attesa di essere espulso. Il 18enne invece era riuscito a fuggire, le indagini erano quindi proseguite per rintracciarlo. Gli agenti avevano acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato i due. Nell'occasione il 18enne indossava un giubbino particolarmente appariscente, lo stesso che portava quando gli agenti delle volanti lo hanno trovato in via Roma. L'indumento e l'identificazione del ragazzo da parte dei dipendenti del negozio hanno permesso agli agenti di chiudere il cerchio. La regolarità del 18enne sul territorio nazionale è ora al vaglio dei poliziotti dell'ufficio immigrazione. Ieri la drammatica caduta di un operaio da un ponteggio, oggi un altro infortunio sul lavoro, un 56enne di San Donà scivolato da un tetto, è grave al Cafoncello. Due gravi infortuni sul lavoro nel giro di appena 24 ore dopo l'operaio di 45 anni caduto da un ponteggio in un cantiere a Valdobbiadene, incidente che gli è costato un trauma spinale. In via Taliercio a Spresiano intorno alle 9:30 del mattino è stato un 56enne di San Donà di Piave a scivolare dal tetto del bocciodromo comunale dove era intento a delle manutenzioni. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, il ferito è stato stabilizzato e trasportato con l'elicottero di Treviso Emergenza al pronto soccorso del Cafoncello, mentre dei rilievi si sono occupati carabinieri e ispettori dello Spisal. Un drammatico bollettino quotidiano a cui i sindacati dicono basta. Un continuo attacco alla vita. Questi infortuni sul lavoro non cedono mai. C'è bisogno, e chiedo proprio ai lavoratori e alle lavoratrici, di più attenzione, di andare più lenti e nel momento in cui vedono il pericolo si devono fermare prima. Rifiutatevi di lavorare se c'è pericolo per la vostra vita, rincara Toigo, mentre Francesco Orru, segretario generale della CISL Treviso Belluno, sottolinea il gran numero di cadute dall'alto e ribadisce servono maggiore impegno nella formazione e più controlli. L'intera comunità di Bessica di Loria è scossa per la morte di Aldo Stradiotto, 88 anni, travolto ieri pomeriggio da un furgone mentre stava arrivando a casa con la sua bicicletta. Il cordoglio per la drammatica morte di Aldo Stradiotto è diffuso in tutta la comunità di Bessica di Loria. Un intero paese lo ricorda anche per le sue abitudini tra edicola, bar, supermercato e chiesa. Che sappia io, una persona per bene, anzi mi è parso anche strano che sia stato in un momento sia andato così. La domenica mattina a giocare alle carte, non sempre, ma qualche volta sì, basta. Dopo messa, un'oretta. Era ben voluto da tutti, veramente, è una brava persona e mancherà tanto al paese. Anche uno dice 88 anni, invece era una persona attiva, era una persona presente, c'era sempre e quindi ci mancherà tanto a tutti quanti. Aldo Stradiotto si spostava in paese spesso in bici, talvolta a piedi, partecipando attivamente alla vita della comunità. Ed è quello che tiene viva una persona anziana come Aldo, che comunque aveva 88 anni, ma era una persona molto in gamba.
Sulla provinciale 81, all'altezza dell'incrocio con via Enego, sono ancora visibili i segni dell'impatto col furgone che proveniva da ovest. La dinamica è il vaglio degli agenti dell'Unione Comuni della Marca Occidentale per capire se la causa sia stata un accecamento da sole, una distrazione o la velocità. Ero appena passata proprio ieri e stavo notando questa cosa, che il sole ci accecava, cioè nel senso che anche se tu mettevi il parasole non avevi visibilità. Beh, una strada che si corre, sì, ma corrono che qua davanti è troppo. Ci sarebbe un centro, però non si può correre. Se guardate un attimo vedete quante che corrono e con cosa passano, e sempre col cellulare in mano. Spesso e volentieri viaggiano abbastanza forti, passano le macchine lì a un bel po' veloci, insomma. Aldo si fermava dal lato opposto quando veniva dall'altra parte, scendeva dalla bicicletta, bici alla mano, attraversava la strada con una persona della sua età, con i suoi tempi. Ecco, questo so di lui, io abito qua davanti. Visita questa mattina nel carcere di Santabona di una delegazione dell'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria, alla quale ha partecipato anche il segretario nazionale della categoria, per fare il punto della situazione sia della sezione adulti che di quella dei minori. Decisamente preoccupanti le condizioni di lavoro degli agenti, in particolare per il numero spropositato di ore di straordinario. Abbiamo trovato una media di 35.000 ore al circondariale, dove c'è una forte presenza di 18 donne in un reparto maschile. Treviso ha bisogno di agenti di custodia e l'amministrazione penitenziaria fa arrivare solo donne. Le donne non possono fare servizio in reparti detentivi maschili, sono limitati e quindi, ahimè, pesano sull'organico della realtà della struttura sia del maschile che dei minori. Questa è la contraddizione romana rispetto alla casa circondariale di Santabona, confermata oggi a seguito della visita dei sindacati di categoria. Treviso oggi maschile 150% di sovraffollamento, il 70% l'IPM dei minori. Ed è il reparto minorile ad essere maggiormente penalizzato anche dalla mancanza di un comandante del reparto. Ennesimo segno, secondo i sindacati, della vicina dismissione della struttura a fronte del nuovo minorile in centro a Rovigo. Siamo più che certi che il CPA e il minorile venga spostato nella realtà rodigina. Ma è soprattutto sulla disfunzione nelle assegnazioni delle agenti donne su luoghi di detenzione unicamente maschili che il sindacato a breve chiederà un incontro con il ministro trevigiano Carlo Nordio. Noi manderemo la relazione al ministro, ma chiediamo anche al ministro di poter venire a visitare e toccare con mano la realtà trevigiana, che è la sua città poi. Il presidente Zaia, siamo alla politica, è intervenuto questa mattina in Consiglio regionale per comunicazioni sullo stato del percorso dell'autonomia differenziata. Siamo in una fase nuova, ha spiegato il governatore. Entro 60 giorni, secondo la legge Calderoli, dovranno arrivare le risposte dai ministeri sulle nostre richieste. Siamo nella fase della trattativa rispetto alle 9 materie non LEP. Siamo nella fase di attesa dei famosi 60 giorni per avere le prime risposte dei ministeri rispetto a quella che è un'ipotesi di lavoro, neanche di approvazione di lavoro. Vi ho già detto, verosimilmente si va nella direzione di pensare in questa prima fase di cercare di fare un negoziato a 4 regioni che possono condividere, che so, 5, 6, 7 materie, quello che sarà, con delle funzioni diciamo che saranno più o meno simili. Il presidente Luca Zaia è intervenuto al Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini per comunicazioni sullo stato del percorso di autonomia differenziata a 4 mesi dall'approvazione in Parlamento. Entro 60 giorni ha evidenziato qualcosa accadrà, allora si convocherà la consulta sull'autonomia, gli stakeholder e l'osservatorio. Zaia è consapevole del fatto che il percorso sia lungo, ma va portato avanti con perseveranza. Si va avanti, la strada è segnata, è totalmente legale, in linea con la Costituzione. Penso che è un lavoro lungo, ma che se oggi è arrivato a questo punto è perché io ci ho sempre creduto, noi ci abbiamo sempre creduto. Ricordo che quando si è iniziato con il referendum 2014 tutti dicevano che non sarebbe mai stato approvato, siamo riusciti ad arrivare qui. Sui prossimi passi dell'iter per il Presidente, prima di tutto bisogna far capire quali sono i vantaggi dell'autonomia. Si inizia con le 9 materie, entro 24 mesi avremo a disposizione
disposizione un portafoglio di altre 14 materie, varie funzioni, non è vero che cambia nulla, perché sono funzioni che comunque rappresentano un grande decentramento amministrativo che questo Paese non ha mai fatto. L'autonomia va costruita giorno dopo giorno, ma anche alimentata giorno dopo giorno. Non si immagini che fatto il primo passaggio sia finita lì, andrà avanti per anni perché dovremo sempre più consolidarla. Quanto alla richiesta di abrogare la legge Calderoli, Zaia commenta. Voglio ricordare che è molto, irrituale pensare che un referendum nazionale possa decidere il futuro di una regione o di altre regioni che chiedono, quindi anche questo ci pone non pochi imbarazzi. Dall'altro ricordo che i proponenti del referendum sono gli stessi che hanno tentato di bloccare il referendum dei Veneti. Ed infine ricordo che il tema dell'azione e quindi dell'intesa tra Stato e Regione in base all'articolo 116,3 della Costituzione, ovvero l'autonomia differenziata, non prevede necessariamente il passaggio in Parlamento. Secondo me è doveroso che sia stata fatta la legge, è un grande segno di rispetto istituzionale, ma voglio dire a tutti che se salta la legge non c'è scritto che non possiamo più fare autonomia. Esatto. Delusi da un incontro che attendevano da tempo, i consiglieri di opposizione sostengono di non aver ottenuto risposte alle loro domande. La maggioranza replica, il percorso è lungo. Speravo che il Presidente venisse a parlarci della Regione del Veneto e invece ha parlato di se stesso, di come l'autonomia per se stesso e per il suo partito sia una bandierina da sventolare, ma non è stato in grado di dimostrare se e come questa autonomia sarà utile alla nostra Regione. I problemi che dobbiamo affrontare sono enormi, tra qualche settimana inizieremo la discussione di bilancio dove ci sono tagli lineari su tutti i capitoli di spesa e non ho capito come l'autonomia potrà aiutare il Veneto a risollevarsi rispetto ad alcuni temi che sono enormi e rispetto ai quali non stiamo dando risposte. Quindi l'aspettativa era alta, la delusione altrettanto alta per delle risposte che non sono arrivate. Ha dichiarato che oggi non è nelle condizioni di fare alcuna proposta, siamo all'inizio di un percorso. Io credo che questo percorso come inizio abbia avuto una gestazione di 7 anni un po' troppo lunga e ad oggi quello che abbiamo sentito è sempre la solita filastrocca che la Lega porta avanti da una vita, ma che non è in grado di realizzare proprio per i dissidi interni al centrodestra stesso, tant'è che ci sono ministri dello stesso governo a traino, Meloni e Salvini, che non la pensano come Zaia, non la pensano come i leghisti del Veneto. Questa autonomia da domani cosa porterà nelle contingenze dei veneti, nelle liste d'attesa, nello spopolamento, nei giovani che vanno in fuga, nelle infrastrutture carenti, nel trasporto pubblico che non va? Come l'autonomia può cambiare tutte queste cose? Io l'abbiamo chiesto, ma rimane un perimetro ideologico e poco pratico. Alla delusione e alle domande sollevate da molti consiglieri regionali di opposizione che da tempo chiedevano questo incontro non sono mancate le repliche immediate da parte della maggioranza, consapevole delle difficoltà del percorso ma fiduciosa nella sua riuscita. Al PD è caduta la maschera, questa è la vera questione. PD che si è sempre dichiarato autonomista, lo stiamo vedendo ogni giorno di più con la raccolta firma per il referendum, con quelli che sono i dibattiti che fanno, con quello che dicono in aula. Il PD è un partito contro l'autonomia dei veneti. Dispiace perché sappiamo che tanti elettori del PD hanno votato a favore dell'autonomia e penso siano traditi da chi sta portando avanti un referendum che alla fine sarà il vero spacca Italia. Un incontro che si aspettava da tempo ma che segue un iter procedurale che, ricordo, è iniziato con il governo Meloni dall'ottobre del 2022, quindi dall'insediamento del governo. Siamo arrivati a febbraio con il disegno di legge Calderoli che dal Consiglio dei Ministri è stato approvato e, come anche ha detto il Presidente poco fa, in maniera inaspettata, e quindi è iniziato un iter molto importante. Oggi parliamo di materie, parliamo di competenze, quindi parliamo di cose concrete e quindi chi non vuole l'autonomia, ma in particolar modo chi rema contro il Veneto anche da Veneto, deve mettersela via. Siamo ben consapevoli che il percorso che porta all'autonomia è un percorso impegnativo, travagliato, estenuante, però bisogna con perseveranza portarlo avanti. Ci rendiamo anche conto che la storia stessa del regionalismo in Italia è stata una storia dove c'è stato molto impegno per riuscire ad individuare le regioni, a dare loro dei poteri, ed è evidente che per chiedere l'autonomia dobbiamo ancora battagliare. Gian Antonio Darè ed Elena Donazzan pronti a scendere in campo e a candidarsi come consiglieri alle prossime elezioni regionali. Nel centrodestra sono avvisati, la volontà c'è e i due sono nomi in grado di spostare molti consensi. L'annuncio ieri sera nel corso dei Ring.
Gian Antonio Darè pronto a correre come consigliere alle prossime elezioni regionali, la conferma in diretta a Ring. Ospite di Christian Arboit, l'ex europarlamentare leghista, già segretario nazionale del movimento, poi espulso dal direttivo di Via Bellerio, annuncia la volontà di scendere in campo, ma con chi è ancora da decidere. Ho già fatto il consigliere regionale, mi piace tanto quel ruolo, è un ruolo che fai politica, sei a contatto con la tua gente, con le persone, e quindi un rapporto diretto che veramente mi ha entusiasmato. Non mi ha entusiasmato l'Europa perché purtroppo i numeri sono quelli, siamo in 752, 55 e quindi conti poco, invece nella regione del Veneto veramente puoi fare tanto per il tuo territorio. Quindi lei è pronto a correre per le regionali? Sì. Con chi? Questa è una bella domanda che me lo stanno chiedendo in tanti, qualcuno insomma con delle offerte estremamente interessanti. Dice ancora noi Darè quando parla di Lega. 40 anni non si dimenticano, commenta, ma con questa Lega non ci si ritrova. Il problema non è solo Matteo Salvini, ma la deriva di estrema destra, così la definisce, che il Carroccio ha preso negli ultimi anni. Darè è un serbatoio di voti, nel loro piccolo le amministrative di Vittorio Veneto lo hanno dimostrato, ed è una carta che molti partiti vorrebbero giocarsi. Vediamo cosa offre il convento. E il piano B qual è? Forza Italia? Non so, insomma, una bellissima camicia azzurra, una cravatta blu, insomma, un azzurro libertà. Lo sappiamo, diciamo, insomma, che è corteggiato anche da Forza Italia. Ci sono tante idee, ci sono dei movimenti, adesso tra settembre e ottobre veramente succederanno tante cose. Alle regionali guarda con interesse anche l'ex assessore Elena Donazzana, eletta all'Europarlamento con Fratelli d'Italia e nominata vicepresidente della Commissione Industria, ma per lei vale lo stesso ragionamento di Darè. Tra i meloniani è uno dei nomi in grado di spostare maggiori consensi. Io cerco di avere lo sguardo ben puntato qui. Dopodiché c'è stato un sondaggio che mi ha dato grande conforto, perché è stato pubblicato poi a fine di agosto, dove si diceva che tra tutti i nomi candidabili del centrodestra io ero la prima col 32%, questo mi conforta, mi riempie il cuore se vuole, però non sono io a decidere. Ma nel centrodestra si considerano tutti avvisati, il nome di Donazzan, come quello di Darè, andrà per forza tenuto in considerazione. Nel pomeriggio nella sala consiglio del Sant'Artemio, sede della provincia, si è tenuto il primo consiglio provinciale dopo le elezioni dello scorso 29 settembre per il rinnovo dei consiglieri provinciali. Dopo la convalida di tutti i neoeletti, il presidente della provincia Stefano Marcona ha comunicato le deleghe assegnate a ciascuno. Si è poi proceduto alla designazione per la provincia di Treviso dei componenti dell'assemblea di UPI nazionale, di UPI Veneto e dei consorzi di bonifica, tutti approvati senza voti contrari. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo subito a Venegazzu dal nostro Lucio Zanato, perché c'è stato un incontro tra comune e famiglie dopo che sarebbero state trovate delle larve in un piatto servito alla mensa ai bambini. Un incontro infuocato oppure tutto tranquillo? Insomma, com'è andata, Lucio? Buonasera a te, buonasera al sindaco. Come sta andando? Perché io ho tirato fuori il sindaco, ma lì dentro si stanno ancora chiarendo, a volte anche in maniera molto accesa. Sindaco, devo dire che ha una comunità viva, perché quella prima cosa che si nota è che la gente non le manda a dire e si sfoga. Raccontiamo un po' velocemente, perché noi la storia la conosciamo da ieri sera, purtroppo non siamo riusciti a raccontarla, eravamo in coda al telegiornale. Allora è successo che l'altro giorno nella scuola di Venegazzu è stato trovato un piatto, che dice 6, insomma, con delle presenze delle larve all'interno del riso. Tutto questo naturalmente ha messo in moto tutta una serie di situazioni a partire dalle verifiche dell'USL. Oggi è venuto fuori che l'azienda è stata verificata dall'USL di Venezia, mentre i piatti sono stati controllati dall'USL di Treviso, ma tutto il resto ce lo dice il sindaco Paolo Guizzo qui, perché c'è stata questa riunione, parliamo di un 100-110 genitori, le immagini si commentano da sole, insomma, che volevano spiegazioni. Allora, 6 piatti, qualcosina in più, l'azienda si è difesa. Sindaco,
qualcosa a dire? Sì, diciamo, buonasera intanto. Sì, noi abbiamo avuto sentore di 2 piatti, quelle segnalazioni che sono state fatte, quelli che sono stati anche poi sigillati e prodotti all'ULSS per le opportune verifiche. Da quando ho capito, anche perché il centro controllo dell'azienda è in provincia di Venezia, oggi c'è stato il sopralluogo da parte dell'ULSS di Venezia, appunto, dove deve aver riscontrato la presenza di farfalline all'interno di alcune confezioni di riso, che poi sostanzialmente è riso che è stato cotto e poi è arrivato nei piatti dei bambini. Ecco, detto questo, questa sera cosa avete deciso di fare? Perché c'è qualche genitore che dice rescissione del contratto, qualcun altro che dice maggiori controlli, qualcun altro dice sono cose naturali, insomma, come si va avanti? Allora, diciamo che in questo momento noi stiamo di fatto attendendo le risultanze da parte dell'ULSS sulle analisi di quello che di questi animali che sono stati trovati all'interno. Parrebbe che non ci sia tossicità da parte di questi animali, e quindi in funzione di questo poi verranno valutate le eventuali azioni da intraprendere contro la ditta. Qui i genitori, da parte di più di qualcuno, hanno fatto la proposta di fare una protesta mandando a scuola i ragazzi con i panini. Da parte nostra, ovviamente, qui è poi la direzione didattica che decide all'interno della scuola se è possibile o meno, anche se ci sono direttive dell'ULSS che di fatto vieterebbe la possibilità di portare pasti da casa. Però da esperienza da sindaco, per gli altri sindaci o anche per gli altri genitori che hanno altre scuole in altri comuni, forse maggiori controlli anche da parte dei genitori, perché dovrebbe esserci un comitato di controllo dei genitori che dovrebbe fare degli assaggi, cioè forse maggiore presenza di genitori a scuola non sarebbe male. Ma diciamo che in realtà noi, quando siamo partiti con questo appalto, abbiamo già subito costituito questo comitato. Adesso non voglio dar colpi ai genitori, perché chiaramente chi c'è si è dato da fare, però anche questa sera abbiamo richiesto anche da parte loro una maggiore presenza, perché più si possono alternare, e quindi possono fare queste visite che sono del tutto casuali, non devono comunicarlo a nessuno, purché abbiano dato la loro disponibilità e quindi siano persone autorizzate. Ecco, quindi questa è una cosa che può essere diciamo mutuata anche in altre situazioni. Per ultimo, voi avete fatto un appalto con una grossa azienda di distribuzione, che sia magari l'idea di poter puntare ad aziende più piccole dove magari ci sono maggiori controlli, perché quando si fanno grandi numeri c'è grande probabilità di fare anche grandi errori, giusto? Ci può essere anche, sì, anche se poi noi abbiamo una problematica che è quella dell'appalto, che è un appalto da 1.200.000 euro, quindi sopra il milione, un appalto a evidenza europea, e quindi può partecipare chiunque. E normalmente sono richiesti degli standard molto alti in termini di controlli, di strutturazione e quant'altro, quindi in realtà un po' più piccole sicuramente hanno difficoltà ad avvicinarsi. Ecco, magari forse cambiare la normativa per migliorare la qualità. Comunque niente da dire, altro mi sembra che insomma non dobbiamo raccontare qui da Volpago, maggiori particolari ovviamente nelle prossime edizioni del telegiornale. A te la linea. Grazie davvero Lucio, grazie al sindaco. Vi lasciamo tornare a questa riunione infuocata e restiamo nel tema scuola. Iscritti sotto la soglia le scuole Pascoli di Treviso, approvato dalla Giunta il piano di ridimensionamento scolastico. Le classi verranno accorpate alle Masaccio. In questo momento alla scuola primaria Pascoli di Santa Maria del Rovere soltanto 2 classi, una classe di 12 bambini e una classe di 15 bambini. C'è una scuola che è a meno di 1 chilometro di distanza, che è la scuola Masaccio, che dispone di spazi e ambienti idonei ad accogliere queste 2 classi e pertanto abbiamo ritenuto, condividendolo con le dirigenti scolastiche, con l'ufficio scolastico provinciale e anche con i presidenti dei consigli di istituto, di prendere questa decisione. Solo 27 iscritti al primo anno alla scuola primaria Pascoli dell'Istituto Comprensivo Martini di Via Salsa, numero sotto la soglia minima di 30. Nessun bambino alla primaria Tommaseo di San Zeno dell'Istituto Comprensivo Fellicent, le cui classi sono già state trasferite alle vicine Don Milani. Numeri che non raggiungono la quota minima per l'erogazione dei servizi e che ha reso dunque necessario da parte dell'amministrazione comunale il ridimensionamento a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Le conseguenze dell'inverno demografico iniziano a farsi sentire e ci costringono a prendere delle decisioni, ma che tengono sempre in considerazione il bene soprattutto dei bambini. Abbiamo incontrato le famiglie della scuola Pascoli
la settimana scorsa per preannunciare questa decisione, mettendoci a loro completa disposizione per cercare insomma di rendere il più agevole possibile questo trasferimento. Cercheremo di assecondare magari la parte del trasporto. Io mi sono messa a disposizione sia per studiare eventualmente dei percorsi pedibus sia per attivare una navetta di trasporto scolastico laddove ci sia un numero minimo di bambini insomma che ne necessita. Numeri in linea con il trend di denatalità. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Conte. Queste sono le prime vere conseguenze dell'inverno demografico, dice, e rassicura. Gli spazi lasciati non rimarranno vuoti. Non verranno lasciati vuoti, non è questa l'intenzione dell'amministrazione. Ovviamente di questo se ne occuperanno i miei colleghi direttamente con un bando, cercando di dare soprattutto al quartiere di Santa Maria del Rovere comunque un punto di riferimento, che non rimanga uno spazio vuoto. A Mogliano la custode del cimitero ha deciso di mettersi a disposizione gratuitamente dei cittadini come antifurto. Ho pensato di mettermi a disposizione per i cittadini che nelle ore in cui sono reperibile, se possono lasciarmi la borsa della spesa, se hanno voglia di lasciare qui in custodia, in ufficio, i loro effetti personali. Devi passare per il cimitero ma hai la borsa della spesa sulla bicicletta oppure qualche oggetto di valore in macchina? A Mogliano puoi lasciarlo in ufficio dalla custode, sicuro che nessuno te lo porterà via. E questa è la lodevole iniziativa partita ieri per volontà della responsabile cimiteriale stessa, che ha postato sui social 2 casi, quello della signora che ha lasciato incustodite le borse per curare una tomba e quello di un signore derubato del pranzo non appena si era voltato per lavarsi le mani ad una fontanella. Del resto qui i ladri non mancano. Perché mi sono arrivate varie segnalazioni di persone che si sono giustamente lamentate per il fatto che stanno pulendo le tombe o cambiano i fiori oggi e domani non li trovano più. Ieri mattina è successo questo, è venuta una signora in cimitero a chiedermi se è normale che portino via fiori, tutte queste cose qua. Ho detto no, che non è normale, io a sta gente auguro che cadano le mani, ma purtroppo non ci posso fare niente. Ho detto voi continuate comunque a segnalarmi. Una situazione ben nota al sindaco Davide Bortolato, che se da una parte loda l'iniziativa della Guardiania, dall'altra ricorda che presto tutto il cimitero sarà sorvegliato da una rete di telecamere. Ma come dire, prevenire è meglio che curare, ed allora ecco il servizio di Guardiania che, sottolinea Isabella, è del tutto gratuito. Ho detto adesso scrivo su Facebook, no? Chi arriva, se ha qualcosa da assarne, me assa qua. Tempo di fare il suo cose, dopo già va via. Apprezzamento immediato da parte dei cittadini. È una buona iniziativa perché sì, in questo luogo non dovrebbe mai esserci di queste ruberie. Quindi è meglio avere qualcuno che fa da custode non solo delle tombe ma anche delle cose dei vivi? Sicuramente. Un servizio che Isabella è ben contenta di offrire nel suo orario di lavoro. Certo, io sono qui tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30. Possiamo dire che oltre ad essere custode dei morti è custode anche di vivi? Possiamo dirlo, sì, tranquillamente. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Iniziamo con la strage di Santo Stefano, confermata la pena di 4 anni e 8 mesi a carico di Angelica Hutter nella sentenza di patteggiamento della GUP Scolozzi, come da accordo tra le parti, oltre all'applicazione della misura preventiva della libertà vigilata in via definitiva con l'obbligo di soggiorno in casa di cura. Angelica Hutter dovrà sottoporsi al programma terapeutico e non potrà uscire dalle 20 alle 8. Nelle motivazioni la giudice ha stabilito che le disposizioni resteranno in vigore fino a quando il Tribunale di sorveglianza non accerterà il venire meno della pericolosità sociale della donna. Dunque per la Hutter, accusata dell'omicidio stradale plurimo di Marco e Mattia Antoniello e di Maria Grazia Zuin, una sentenza che esclude il ritorno in carcere dopo l'accordo con il patteggiamento tra accusa e difesa, ma che mantiene la misura cautelare come richiesto dal legale dello studio 3A Valore Paolo Tabasso e dalla Procura di Belluno. È già tornata al lavoro l'infermiera aggredita al pronto soccorso di Agordo per essersi rifiutata di consegnare metadone ad una coppia già nota per simili intemperanze. Il caso, balzato agli onori delle cronache, è stato stigmatizzato anche oggi a Palazzo dei Rettori, dove è stato siglato un protocollo di intesa tra ULSS 1 e forze dell'ordine per la sicurezza degli operatori sanitari.
Una linea telefonica diretta punto punto per le situazioni di rischio da aggressione che si verificheranno al pronto soccorso del San Martino di Belluno. In prima istanza la segnalazione arriverà alla questura, che assicurerà il pronto intervento delle forze di polizia competenti per territorio. Giro di vite deciso, tolleranza zero verso gli atti di violenza fisica o verbale, sempre più frequenti contro gli operatori della sanità. A Palazzo dei Rettori il prefetto e il commissario straordinario dell'ULSS 1 hanno siglato un protocollo d'intesa, presenti il questore e i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Alla Prefettura il compito di coordinare questo servizio. Sì, alla luce dell'incremento di episodi di questo genere che sono avvenuti in territorio nazionale è stato dato impulso alla definizione di alcuni protocolli di intesa e oggi siamo arrivati alla stipula con il protocollo azienda USL per l'attivazione di una linea punto a punto ospedale-questura. Si parte con il pronto soccorso dell'ospedale di Belluno, ma l'intenzione è quello di estendere il servizio a tutti i presidi sanitari della provincia. La chiamata punto a punto si aggiunge a tutta una serie di iniziative e di attività che l'azienda ha già fatto a tempo a riguardo appunto della tematica delle aggressioni verso il personale. In particolare ci sono questi corsi di formazione che vengono rivolti al personale più volte all'anno e che appunto servono a far capire come agire e reagire di fronte appunto ad aggressioni più o meno, come dire, gravi. Pronto soccorso, servizi di psichiatria e delle dipendenze, dipartimenti maggiormente esposti dove intemperanze verbali o fisiche dei pazienti o accompagnatori vengono segnalate dal personale. 66 da inizio anno a fine settembre contro i 69 casi complessivamente registrati nel 2023. La linea telefonica diretta fra il pronto soccorso del San Martino e la questura affiancherà ma non sostituirà l'attività del posto di polizia ospedaliero. È giusto precisarlo, noi abbiamo un presidio permanente che però ha degli orari di servizio, quindi questa cosa è specialmente dedicata a intervenire in tutti quei momenti in cui il nostro personale all'interno non è presente. Rispetto, il sentimento definitivo che deve tornare a prevalere nei confronti del ruolo prezioso degli operatori sanitari a servizio dei cittadini, che dalla pandemia ad oggi è stato derubricato dal comune senso civico. Diga Vanoi, la provincia ha ribadito la richiesta di incontro in presenza nel Feltrino al consorzio Brenta, proponente del progetto. L'ha fatto ieri sera nel corso dell'ultima tappa calendarizzata online del dibattito pubblico, dopo che i solleciti inviati nelle scorse settimane tramite 2 lettere non sono mai state prese in considerazione e sono rimaste senza risposta. È fondamentale che il territorio bellunese venga ascoltato, puntualizza il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi, e visto che il dibattito pubblico si chiuderà il 4 novembre, la provincia confida ancora che vi siano le condizioni e i tempi per una ulteriore tappa in presenza. Ormai è diventato un appuntamento che coinvolge migliaia tra appassionati e buongustai. Stiamo parlando di quello che attorno al miele accadrà a Limana nei prossimi giorni. Un paese in giallo sin da quando ci arrivi. Nulla a che vedere, ben inteso, con Agatha Christie o Georges Simenon. Il giallo è quello delle api e del miele, in vista della 15ª edizione di Limana, Paese del Miele. Limana 15 anni fa è diventata il Paese del Miele ed è un percorso che ha coinvolto tutta la popolazione, tutte le associazioni, e vuole essere appunto un punto di riferimento per quanto riguarda in particolare la produzione di un prodotto, quello degli alveare, che ha ottenuto anche la DOP Miele delle Dolomiti Bellunesi. Dal municipio, all'interno del quale dalle teche alle statue in legno tutto parla di miele, alle case del paese. Tutto si sta preparando per la manifestazione che avrà inizio il 16 per concludersi il 20 con la mostra mercato. Sono previsti eventi culturali, presentazioni di libri, convegni tematici di apicoltura, poi eventi enogastronomici come i cicchetti, dei giri enogastronomici sia sulle ville che sulle nostre malghe, ma anche e soprattutto la mostra mercato, che andrà a coinvolgere oltre un centinaio di espositori, tra cui anche un buon numero di apicoltori, per portare il prodotto sulle piazze e la gente in paese. Quanta gente vi aspettate possa venire a Limana per questa iniziativa? Le previsioni sono sempre difficili ed il tempo fa sempre da padrone. In ogni caso ci aspettiamo qualche migliaio di persone e speriamo insomma di poter offrire loro una bella giornata di emozioni e anche di sensazioni e di sapori. È davvero tutto, adesso la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.